Una rivelazione potente ha appena scosso la notte di Napoli, lasciando tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni fresche direttamente dai retroscena azzurri. Come sempre, restiamo fermi nella missione di alzare il livello, portando a voi tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di entrare in questo tema che già sta facendo discutere l'intera città, lascia un like e iscriviti al canale. Questo aiuta tantissimo a rafforzare il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, qualcosa di davvero gigantesco sta per accadere. E la bomba del momento riguarda un giocatore che Antonio Conte considera semplicemente perfetto per il suo sistema tattico. Chi segue il mercato ha sentito parlare tante volte di Lookman, nome che appare spesso come rinforzo ideale. Ma questa volta la storia non ha nulla a che vedere con lui. Il vero giocatore che Conte desidera gioca nell'Atalanta. Costa circa 40 milioni di euro e sta attirando l'attenzione dell'elite del calcio europeo. Stiamo parlando del brasiliano Ederson, classe 1999, un centrocampista che unisce forza, intensità, disciplina tattica e una lettura di gioco che pochi oggi sono in grado di offrire. La rivelazione, diffusa da fonti vicine allo staff tecnico, indica Ederson come il rinforzo perfetto. Non solo desiderato, ma considerato essenziale. Soprattutto dopo che il Napoli ha perso Anguissa e De Bruyne contemporaneamente. Conte necessita urgentemente di qualcuno capace di dare corsa, impatto fisico, inserimenti in area e, allo stesso tempo, qualità nell'uscita palla. Ederson offre tutto questo ad altissimo livello da quando è arrivato all'Atalanta. Dopo essere stato scoperto da Walter Sabatini alla Salernitana e poi venduto alla Dea in uno di quei affari che cambiano il destino di un giocatore. Oggi, sotto la guida di Raffaele Palladino, il brasiliano è diventato un elemento chiave. L'Atalanta conosce molto bene il valore che ha tra le mani e non intende liberarlo per meno di 40 milioni. Parliamo di un club solido, che non ha alcun bisogno di vendere. E per questo chi vuole Ederson dovrà presentare un'offerta pesante, diretta e convincente. Anche la Juventus è in corsa, osservando ogni movimento con grande attenzione. Ma fonti interne affermano che Conte è stato categorico. Se il Napoli vuole davvero competere ad altissimo livello, Ederson è il nome giusto. L'urgenza aumenta giorno dopo giorno. Anguissa tornerà solo nel 2026, De Bruyne rientra a metà febbraio. E il settore che dovrebbe garantire forza ed equilibrio è diventato il punto più vulnerabile della rosa. Giovanni Manna lo sa bene e sta lavorando in silenzio per provare ad aprire la strada a una trattativa già a gennaio. Il problema, ovviamente, resta il prezzo. Ma considerando l'impatto tecnico del giocatore e la necessità disperata del Napoli di avere un centrocampo competitivo, la discussione è più viva che mai. Ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli, Ederson è davvero il rinforzo ideale per il centrocampo? Vale la pena spendere 40 milioni? Oppure credete che ci sia un altro nome più adatto al progetto di Conte? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti. E non dimenticate di mandare un bel super thanks che rafforza tantissimo il nostro lavoro.